Il presidente del centro servizi al cittadino di Agrigento e consigliere comunale Nello Amel interviene a seguito del ricorrere di alcuni disagi legati alle procedure di morosità sostenute da Girgenti Acque. Al nostro microfono. Altri disagi per gli utenti di Girgenti Acque inseguiti dalle procedure di morosità sono rappresentati dal presidente del centro servizi al cittadino di Agrigento, il consigliere comunale Nello Amel. Sì, io non capisco per quale motivo spesso Girgenti Acque si lamenta del cattivo rapporto che c'ha con l'utenza. Ma se andiamo ad esaminare per esempio questa vicenda ci accorgiamo come è surreale. Cioè noi abbiamo il caso di una signora che abita in via Castone a Villaseta, la quale ha pagato tutte le bollette della sua abitazione. È un'anziana signora con disagi, con problemi di salute, ha pagato tutte le sue bollette. Poi aveva un piccolo locale affittato a una famiglia che non ha pagato né l'affitto né l'acqua. Ora gli arrivano prima una serie di diffide nelle quali si dice: noi procederemo al taglio dell'acqua nella casa dove lei abita, dove ha pagato tutto, poi procederemo al taglio della fogna, poi comunicheremo al comune di Agrigento che questa casa è priva di fogna e di acqua e quindi i provvedimenti conseguenti da adottare, che significa la revoca dell'agibilità e l'ordinanza di sgombero sostanzialmente. Diciamo questo solo e soltanto perché c'è una bolletta o delle bollette non pagate su un'altra utenza che non c'entra niente con l'abitazione principale di questa signora anziana. Inoltre le arriva il biglietto giallo di sollecito, il biglietto rosso con la comunicazione che a giorni provvederanno subito al taglio della presa di casa di questa signora. Ora, questo atteggiamento non è assolutamente accettabile sotto il profilo del metodo, perché il rapporto deve essere equilibrato, leale, diciamo disponibile anche da parte dell'azienda, perché spesso chi non paga, e questa signora ha pagato tutte le sue bollette a casa sua, l'acqua che ha consumato lei, ma spesso chi non paga è perché non può pagare, e già avere subire il taglio dell'acqua significa un grosso dramma per una famiglia. Dico, uno non paga perché a volte non ha i soldi per poter pagare. Dall'altro lato è necessario comprendere che il rapporto contrattuale è unico, cioè non è diciamo, riferito alla singola utenza. Io ho fatto quel contratto, lo onoro, lo pago e quindi non devo avere tagliata l'acqua. Io invito i responsabili dell'ATI, il presidente Lotà, i sindaci a attenzionare questo dato, perché non si può andare avanti in questo modo. La gente non solo è vessata ma è anche terrorizzata.